Eder. Mac. Pallister. Io non ho partecipato mai a un atteggiamento aggressivo di Sebastiano, però quello che posso dire è che lui ordinava e Lilian eseguiva, anche a casa mia, anche sulle piccole cose. E quindi può essere benissimo che ci siano stati. Io credo che lei avesse paura, che forse è stata ricattata in qualche modo verso i familiari. Non lo so, perché io non vivevo con loro. Però dopo quello che è uscito in questi 3 anni è questo che mi fa pensare. Sarà una mia idea, ma io credo che lei avesse paura a uscire da quella casa perché probabilmente sapeva qualcosa che non doveva uscire e probabilmente è stata anche minacciata perché se no non si spiega il modo in cui è morta. Pier Giorgio ha vissuto con loro, perché non è mai venuto a testimoniare com'era Liliana, com'era suo papà nella vita normale di tutti i giorni, visto che lui ha vissuto con loro. Chi può conoscerlo, anche forse meglio di me? E lui perché io con loro non ho mai vissuto, ma lui sì. Perché non viene a testimoniare? Io ho detto da 3 anni a questa parte, agli inquirenti, ascoltateci, fateci parlare perché ci sono cose che nelle sito in televisione non abbiamo detto perché non si possono dire. Ma perché non ascoltare anche l'altra famiglia? Perché non ascoltare la ex moglie di Sebastiano che lui dice che sono in ottimi rapporti? Perché non ascoltare il figlio che era presente probabilmente nella loro vita? Anche perché Sebastiano a me ha detto che a dicembre gli aveva dato 27.000 euro e ci sono altre 2 persone che lo hanno sentito, non lo dico solo io. Anche i suoi amici, anche quello che l'ha accompagnato il giorno del ritrovamento. Perché nessuno è mai andato in televisione a difenderlo? Ho visto che ormai tutta Italia e mezzo mondo ha dei dubbi. Liliana è stata picchiata il 14 di dicembre ed è morta quel giorno. Come mai solo adesso qualcuno dice che è vero? Perché non le hanno viste prima quelle ferite? Questo mi chiedo. Il giorno 13 era tranquillissima, perché anzi ci siamo incontrati nel cortile. Quando io e il mio compagno siamo rientrati a casa, noi due abbiamo 2 cagnoline. Le abbiamo lasciate correre lì per il cortile. Loro erano già in macchina. Ma poi il coniuge è salito un momentino in casa. Liliana ha sentito le cagnoline che abbaiavano. È scesa e mi è venuto incontro. Abbiamo parlato, addirittura di una crema che le ho chiesto se mi dà il nome. Infatti dopo mi manderà nel pomeriggio la fotografia. E quindi mi stava dicendo appunto che andavano in sauna e basta. Ci siamo lasciate. Una giornata tranquillissima, normalissima sia per noi che per loro. Eravamo 2 coppie che andavano insieme a fare qualche gita. Abbiamo fatto diverse gite, soprattutto nel 2019, perché poi è arrivato il Covid che ha stroncato tutti, e quindi... Poi belle gite perché devo dire la verità che Sebastiano conosce molto bene il territorio del Goriziano. Molto bene il nostro Carso e ci ha fatto fare veramente delle belle gite. Insomma, dopo 3 anni e mezzo di sofferenza noi della banda che ci chiamiamo non più degli onesti, ma dei tenaci, siamo riusciti a dimostrare, a gridare al mondo che Liliana non si sarebbe mai, ma mai uccisa. Infatti quando c'è stata questa storia del suicidio abbiamo sofferto tantissimo perché volevamo a tutti dimostrare e soprattutto ritornare la dignità a questa donna che è stata denigrata, insultata in tutti i modi. Ecco, vedi, io vederla in quei sacchi di immondizia non ho mai potuto reggere. È stata un qualche cosa che mi ha sconvolto. Ti ripeto, Liliana purtroppo avrebbe potuto finire sotto l'autobus, sotto una macchina e morire. Avremmo avuto accettazione, ma in questo modo dire che un suicidio,
Un suicidio, come dico io, taroccato, non è possibile. Non è possibile, perché poi vedi, 3 anni e mezzo per questo. Adesso finalmente con la perizia della dottoressa Cataneo. Una cosa che proprio è sicura per tutti, per Cataneo, i medici, i legali. Il dottor Barisani, che poi è stato il pioniere nel dimostrare che lei ha avuto un alterco. 3 anni e mezzo per dimostrare un non suicidio. Adesso proprio le televisioni, i giornalisti cercano l'assassino. Noi dobbiamo scoprire solo una cosa importante. Oggi, dico io, oggi, dobbiamo capire con chi era Liliana quella mattina del 14 che l'ha picchiata. Questo è un dato di fatto riconosciuto da tutte le parti, dai medici legali, da tutti. Quando capiremo e scopriremo, cioè non è noi ma le indagini, gli inquirenti scopriranno chi era quella mattina con Liliana che le ha picchiata. Potremo anche eventualmente considerare chi è l'assassino e dove è stata. Una cosa che ti posso garantire è che Liliana in questo boschetto è venuta in orizzontale non con le sue gambe, perché non sarebbe mai ma mai entrata come nessuno di noi che abitiamo a San Giovanni. Io sono nata nel rione di San Giovanni, non avremmo motivo di entrare lì. Abbiamo 3000 parchi, siamo fortunati, stiamo nel verde totale, non ci vieni lì né con l'amante, né con il marito, neanche con l'assassino. Non ci vieni qua dentro. Lei mi disse, non lo so, adesso non ricordo, dico la verità al giorno preciso, ma nei caffè che veniva a fare da me, il nocciolino famoso, mi disse, tengo duro, manca poco. Io lo dico francamente, in quel momento proprio come mi è entrato così e mi è uscito. Mi è venuto alcuni mesi dopo, adesso non so quando, e ha avuto in quel momento un grande significato. Ha avuto un grande significato perché dopo sentendo tutti i racconti di Claudio, sentendo quello che è successo e cominciando a capire cosa potesse essere successo, ho capito che per quanto mi riguarda io ritengo che quel tengo duro manca poco. Tengo duro in questa vita e aspetto la prossima. Sicuramente lei e il coniuge non litigavano mai. Io proprio non li ho mai visti, anche perché lei sempre diceva sì, quindi proprio non c'era motivo di litigare con Liliana. L'unica cosa che posso dire è che, l'ho dichiarato anche in polizia, lei era una persona che secondo me psicologicamente comunque era dominata dal marito. Lo subiva. Questo l'ho dichiarato da subito. Sì, e poi sai quando uno logicamente vorresti fare, non lo so, dico per dire andiamo in montagna, diceva lei, no andiamo al mare e basta, non c'era proprio motivo di litigare. Io una cosa che ho notato, non so quanto possa essere valida, ho notato che il marito che è stato sempre sui social e penso anche oggi, non lo so, con 3000 fotografie praticamente al giorno. Dal 19 novembre 2021 non posterà più niente sul suo profilo. E pochi giorni dopo anche Liliana smette di mettere che lei poi metteva più di rado. Come mai? La Procura di Pavia mantiene il massimo riservo, prelievo coattivo di DNA e consulenze genetiche in corso. La Procura di Pavia procede a fari spenti, tenendo coperte le carte nell'ambito della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Dopo 2 precedenti archiviazioni, Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara,
ha ricevuto lo scorso 21 febbraio un nuovo avviso di garanzia, trovandosi nuovamente indagato per il delitto che ha già portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere. L'ipotesi della procura è che il reato possa essere stato commesso in concorso, con Sempio e ignoti, o con Stasi già condannato in separato giudizio. Da allora non ci è stato più notificato nulla, conferma l'avvocato Massimo Lovati, legale di Sempio, che si è rifiutato di sottoporsi a prelievo volontario del DNA, in attesa di leggere gli atti. La procura ha poi ottenuto un prelievo coattivo, effettuato martedì 11 marzo. Intanto, emerge che le indagini sono state riaperte già nell'ottobre scorso, dopo l'ok della Cassazione a fronte di 2 precedenti dinieghi del GIP. Da mesi, quindi, i PM lavorano senza coinvolgere formalmente la famiglia della vittima. La procura non ha ancora rilasciato l'atto necessario affinché l'avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, possa depositare la nomina come parte offesa. La procura non mi ha ancora abilitato al deposito della nomina, conferma Tizzoni. Le attività investigative, tra cui la comparazione del DNA di Sempio con le tracce trovate sotto le unghie di Chiara S sul portasapone del bagno, dove secondo le sentenze si lavò l'assassino, si svolgono quindi con consulenze di parte, senza accertamenti irripetibili. La difesa di Sempio ha già individuato come proprio consulente l'ex comandante del RIS di Parma, Luciano Garofano, ma per procedere alla nomina occorrerà attendere ancora. Nonostante il clamore, Andrea Sempio, oggi 37enne, appare sereno, vuole sistemare la questione lavorativa, fa sapere il suo avvocato. L'uomo, impiegato in un negozio di telefonia, si era preso qualche giorno di ferie dopo aver saputo dell'indagine e sta valutando di rientrare al lavoro, tanto non cambia nulla, avrebbe detto. Il nome di Andrea Sempio era emerso già nei giorni successivi al delitto. Il 18 agosto 2007 si presentò in caserma con il padre, dichiarando di conoscere Chiara solo di vista e di non essere mai entrato nella sua casa. Il 24 agosto, però, Marco Poggi testimoniò che Sempio frequentava abitualmente la villetta. Nel 2008, interrogato nuovamente, Sempio dichiarò di essere andato a Videvano la mattina del delitto, ma trovata chiusa la libreria che voleva visitare, sarebbe rientrato a Garlasco. Consegnò uno scontrino del parcheggio con orario 10:18 per avvalorare il racconto. Tuttavia, le celle telefoniche agganciate dal suo cellulare tra le 9:58 e le 12:18 erano sempre quelle di Garlasco, nonostante la presunta trasferta a Videvano. Inoltre, nel 2017, Sempio confermò la sua versione, ma non riuscì a chiarire se lo scontrino fosse stato ritrovato prima o dopo il primo interrogatorio e se il padre fosse effettivamente a casa con lui prima delle 10, dubbi mai completamente dissipati, già segnalati dalla SKP Global Intelligence nel 2016 e dai Carabinieri di Milano nel 2020. L'inchiesta si concentra anche sul cosiddetto ignoto 2, il profilo genetico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Secondo le ipotesi investigative, Sempio potrebbe essere stato nella villetta la mattina del delitto, lasciando tracce biologiche. Gli accertamenti sono in corso, ma il loro esito potrebbe richiedere ancora mesi. Infine, un dettaglio riemerso negli ultimi giorni riguarda le tracce di nicotina trovate sui capelli di Chiara Poggi, un dato che aveva fatto discutere nel 2008, ma su cui l'avvocato Tizzoni invita alla cautela. La Corte d'Assise d'Appello ha già spiegato che Chiara era esposta al fumo passivo, dato che il padre era un fumatore accanito. Nessun mistero. Per ora, la procura di Pavia va avanti nel silenzio, e Andrea Sempio attende. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.